C'entro anch'io, c'entro anch'io. Bentrovati, alzi la mano chi di voi conosce esattamente l'iscrizione frontale del nostro Tempio Capitolino. Non ve la ricordate? Ve la rinfreschiamo noi. L'iscrizione del Capitolium recita: l'imperatore Cesare Vespasiano Augusto, pontefice massimo, insignito per la quarta volta della podestà tribunizia, acclamato imperatore per la 10ª volta, padre della patria, console per la quarta volta, censore. Grazie all'iscrizione sappiamo che l'inaugurazione del Tempio è avvenuta nel periodo compreso tra aprile e giugno del 73 d.C. Nell'iscrizione il nome di Vespasiano campeggia in una posizione centrale. Sono giunti a noi 4 frammenti, ricollocati negli anni 40 del secolo scorso e facilmente distinguibili per il bianco marmo di Botticino, che si distacca dal rosso dei mattoni delle parti ricostruite. Altri 2 frammenti erano già conosciuti nel XV secolo. Scampo ec chi chira per stomaco che la bocca, è questo il proverbio di oggi, e andiamo a sentire un po' che ne sanno di questo i clienti di Castelvedere Choco House qui a Castagnato in via Padana Superiore. Tantissime cose, andiamo a sentire. In compagnia di Stefano e Cristina a spasso per dolci. Sì, a spasso per dolci. C'è una bella abbondanza. C'è una bella abbondanza per noi golosi. Attenzione, perché il proverbio di oggi, insomma, può toccare anche i golosi. Attenta. Scampa ec chi chira per il stomaco della bocca. Non l'ho detto benissimo, ma ci siamo capiti. Sì, ci siamo. Scampa di più chi? L'anziano. L'anziano, sì. Che cura? Che Cura di più il stomaco della bocca. cura di più lo stomaco della bocca. E che significa questo secondo lei? Che fa più bene allo stomaco che alla bocca. Meglio mangiare piuttosto di... Che Che? Far andare la bocca. Lei non è una di quelle signore che vero? No, beh, che non manca niente neanche a voi uomini. Mi sa che sarà di mangiare queste cose qua. Calogero, indovina. Poco. Ah, sì. Diventa vecchio chi cura più lo stomaco Rispetto a? alla bocca. Cioè, meglio Mangiare moderatamente, variando la dieta. Sì, Silvano, guarda che bravo, mi fa pure l'educazione alimentare, piuttosto che Cedere, ripeto, per lo stomaco della bocca. Meglio mangiare bene, moderatamente, che fanà che chiacchierare troppo. scampa di più, ti aiuto. Allora, Chi cura per stomaco ok, della vedi bocca. più chi cura lo stomaco che la bocca. Quindi tu camperai 150. Guarda qua. 100 anni, almeno 100 anni. Sì, beh, insomma, sei uno che... Che magna. Sì. Sì, si vede. No. Oh. No. Scampa ec chi cura per stomaco che la bocca. Campa a lungo, arriva all'età anziana chi cura di più lo stomaco, ovvero il buon cibo, rispetto alla bocca, ovvero le chiacchiere, i pettegolezzi. Grazie per essere stati con noi, alla prossima!